Vagabondo, da dove Alberto Geromè ci presenta la seconda puntata di Stallone a richiesta. Sì, grazie della linea dagli studi e nel tanto girovagare per le strade del Sud Australia, per le strade di Adelaide, ci troviamo oggi con un nuovo appuntamento di Stallone a richiesta a North Adelaide e precisamente al 41 di O'Connell Street, dove c'è il caffè Vagabondo, tanto per restare in tema di giramondi come qual è Roberto Stallone. Sei veramente un vagabondo tu, Roberto, non è vero? È un messaggio tipo che mi metteva spesso e volentieri mia mamma, che diceva io ero un vagabondo, e manca a fare la posta, mi sono venuto a prendere un caffè proprio da vagabondo. Io ho conosciuto questa bravissima persona che si chiama Bruno Barilla. Allora signori, questa volta ne vedrete di belle, cose belle. Alberto, tu mi seguirai sicuramente e andiamo subito dentro, nel... No, prima ti voglio fare una domanda però. Oltre ad essere vagabondo, tu ti stai integrando in questa società multiculturale, qual è il Sud Australia, con questo kimono giapponese. Perché? Ma mi sono dimenticato di togliere l'accappatoio stamattina, ma comunque qua si dimenticano di mettersi le scarpe, che poi che se mi metto... scusa, andiamo dentro. Oh, signor Barilla, tanto piacere. Come stai? Okay. Ma guarda qua, il cinese è arrivato qua. Il vagabondo cinese lo chiamavano lui, Il vagabondo cinese. Alberto. Senta, signor Barilla, come mai il nome Il Vagabondo proprio? Quando ho scelto questo nome, quando ho fatto questo locale 5 anni fa, ha detto mio figlio, dico, come lo chiamiamo? No, ci vuole un nome. E lui viene avanti e dice, lo chiamiamo Il Vagabondo. Dico, ma Il Vagabondo? Dico, perché? E dico, dice, quando ero bambino di sempre mi chiamavi Il Vagabondo, perché lui non voleva mai lavorare. E adesso dico, va bene, c'è un bel nome, dico, chiamami Il Vagabondo, così abbiamo deciso di formare Il Vagabondo. E qua pure ho incontrato questo vagabondo qua. Noi ci siamo conosciuti in un posto molto bello che sta qua in Adelaide e lui mi disse, sai, sono uno che ha un negozio qua, c'ho un ristorante bellissimo, si chiama Vagabondo, così. Poi ci siamo persi di vista perché io ho finito a marzo, ho finito dell'anno scorso e sono andato via in Italia. Quando sono ritornato io mi trovavo in un posto che avevo un telefono a disposizione e una linea che mi potevano ascoltare anche la gente, no? Che stavano fuori. Allora ero rimasto solo dentro questo posto e ho fatto un messaggio ho detto, se ci sta qualche anima buona ancora pure qua che ci manda qualche cosa da mangiare qua, e sono arrivato pizzetta, non si capiva niente più e stava scritto il tuo amico vagabondo e così ho detto, mannaggia Bruno, guarda, ti hai ricordato. E quindi si può dire che tra tanta cucina italiana che c'è in Sud Australia e qui ad Adelaide, comunque risalta il caffè Vagabondo qui al 41 di O'Connell Street in North Adelaide, un caffè-ristorante che esalta la qualità del caffè e dei pranzi che si possono avere qui. Beh, in Adelaide ci sono troppi ristoranti italiani, no? Allora, quando abbiamo incominciato noi, abbiamo fatto questo qua, una cosa differente, una cucina proprio mediterranea, diciamo, che possiamo cucinare per tutte le persone, non soltanto per gli italiani, ma di più per gli italiani, come poi per gli australiani, perché siamo in Australia, diciamo, no? Ma tanti amici che abbiamo qua noi, ci piace molto la nostra cucina italiana, ma poi abbiamo pure il nostro caffè, il caffè italiano Lavazza, no? Con il caffè ti devi stare, qua fanno uno show black come lo chiamano qua, un caffè piccolino, ecco, guarda che bella ragazza, bella, portaci un bel caffè, vieni qua, vedi, questa è un angelo questa ragazza, subito, Quindi un complimento quindi al caffè Vagabondo di nuovo e adesso appena finito il caffè, Roberto, iniziamo quindi questo appuntamento con Stallone a richiesta anche per questa settimana. Ma io volevo dire un'altra cosa ancora, il caffè è buono, se non è buono che piacere è Lavazza, più lo butti giù e più te tira su. Ma dove lo prende il caffè Lavazza? Il caffè Lavazza si prende da Caffè Vagabondo da Bruno Barilla, venite ragazzi, perché è buono veramente, è buono veramente. Senti, quante dediche questa settimana? Ecco, ci introduciamo subito nello spettacolo, ci scusiamo ancora con Bruno, ecco. Allora, questa settimana è stata una settimana dolce e bella per me, perché non è successo solamente nel campo della, diciamo, quando è stata fatta la trasmissione, ma durante la settimana, fino a oggi proprio, ho ricevuto un'altra bellissima telefonata.
Allora, ci telefonava la signora Tina Russo che salutava il figlio Vince con un buon compleanno per i 21 anni che ha compiuto. Ancora tanti auguri da papà, dal fratello, dallo zio, dalla zia e tutti in famiglia. Ancora ci telefonava Salvatore Fazzare di Sosbri, ecco anche a Sosbri ci ascoltano, grazie. Ancora salutava la moglie Sarina, i figli, i nipoti e tutti in famiglia. Ancora il signor Lucio Mucci che salutava la moglie Aki, bellissimo nome cinese. Penso, Aki e il figlio Leonardo. La canzone che vogliono ascoltare direttamente dal Caffè Vagabondo Casanova 70. Ciao ragazzi! Cara, non ci mettono pensiero con me. Senti, forse è meglio che lo faccio sapere. Oggi sono stato appuntamento con te. 1:05, nade 7, nade 9 morte. Alright, sono che vedi nice che ci posso fare. So chic, fuma, doppio filtro e gioca a baccarà. Donna, ma come le donne sanno rassegnare. Giacomino Casanova, mi volete stoccare. E sono il casigliolino, tutto come figlio stoccare. Tengo una moda americana e vieni a una corsa, vieni con me. Dopo ci andiamo a Marzolino Chalet. Sono liscia fino a 10, ci stanno da vedere. Alright, sono very nice che ci posso fare. So chic, fuma, doppio filtro e gioca a baccarà. Donna, ma come le donne sanno rassegnare. Giacomino Casanova, mi volete stoccare. E sono il casiglio e cane, il tempo qua, pronto per voi signor qua. Cara, tu sei nata fortunata perché vedi, sono stato qui mezz'ora con te. Forse ci vediamo fra 3 giorni e così stai nel turno e poi sai bene che riposo il martedì. Alright, sono very nice che ci posso fare. So chic, fuma, doppio filtro e gioca a baccarà. Donne, ma come le donne sanno rassegnare. Giacomino Casanova, mi volete stoccare. A donne tengo tante donne, ma che faccia di la mia vita è sempre la stessa, tutte i giorni e martedì. Sono very nice che ci posso fare, fuma tutto filtro, gioca a baccarà. Ma come le donne sanno rassegnare. Giacomino Casanova, ma volete stoccare. Beh, allora comunque ci sono delle parole anche in inglese in questa canzone, quindi stai diventando sempre più australiano anche tu. Senti Roberto, noi ti abbiamo seguito in questi passi, in questa tua danza qua all'interno